Benvenuti, bentrovati, buona giornata e buon venerdì. Sta per iniziare un altro fine settimana che ci porterà naturalmente a raccontarvi quelli che saranno gli appuntamenti del weekend. Cominciamo subito ricordandovi che la nostra e vostra web tv si chiama www.venetoglobe.com. Ricordo che c'è un canale appositamente dedicato al mondo dello sport ed è streamingsport.com, facente parte sempre di Veneto Globe. Per quanto riguarda invece la TV normale, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente a Caffè TV 24, l'emittente televisiva del Nord Italia. Vi ricordo gli appuntamenti: 19:40 la prima serata, poi in seconda serata e nella mattinata il terzo appuntamento, la terza replica. Andiamo subito ad iniziare cominciando da Valentino Rossi quest'oggi, perché sta parlando e si sta togliendo anche qualche sassolino dalle scarpe. Decido io, ha detto, il mio destino, ma se non fai i risultati è inutile continuare. Lo ha detto il pilota, che conferma comunque che deciderà cosa fare in futuro nella pausa estiva. Dopo Djokovic, quindi dopo il tennis sul palco dell'Ariston a palleggiare con Fiorello, Fiorello ieri, e lo vedete, era a Bordighera, ha palleggiato con Sinner, a cui ha chiesto di farlo salire in classifica e ad aiutarlo a diventare il numero 5 milionesimo al mondo. Nella Fed Cup invece di tennis femminile, bene l'Italia contro l'Austria. Oggi tocca alla Grecia, da affrontare sempre sui campi di Tallinn in Estonia. Calcio, questa sera si torna in campo con Roma-Bologna che apre la giornata numero 23. Non ci sarà in panchina Mihajlovic per quanto riguarda il Bologna. Occhi puntati invece sul derby di Milano, che vede Ibrahimovic sicuramente in campo, mentre Sensi è stato aggregato, è stato convocato da Conte. Andanovic, i cui problemi fisici preoccupano Conte, preoccupano l'Inter, deciderà all'ultimo momento. Out invece già deciso per Gagliardini. Il Napoli farà giocare Politano, che è arrivato dall'Inter, a Napoli, e a Napoli tutti quanti giurano che lui dovrebbe essere il dopo Callejon. Basket europeo, stasera ancora Milano in campo contro il Barcellona, si gioca in Spagna e si cerca il bis dopo la splendida vittoria in casa. Nell'Intercontinentale invece il Virtus Bologna gioca oggi a Tenerife e lo farà fino a domenica, perché si comincia con la fase finale, semifinale oggi contro il San Lorenzo, formazione argentina. La pallavolo femminile, prima a scendere in campo, è stata Novara in Ucraina contro lo Yuzhny, vittoria per 3-0, poi è toccato a Scandicci in casa contro il Vakif Bank, perdere per 3-0, invece Limoco ieri a Budapest ha vinto nettamente 3-0, guadagnando così, visto anche la sconfitta di Nantes, guadagnando così con una giornata di anticipo la qualificazione ai quarti di finale. Ma andiamo a sentire Daniele Santarelli ai microfoni. Brave le ragazze, abbiamo fatto un'ottima partita secondo me, molto attente, ordinate, abbiamo sbagliato pochissimo, sono molto contento oggi perché non era facile, abbiamo giocato contro di loro l'andata dopo la Supercoppa e il destino ha voluto che giocassimo questa gara dopo la Coppa Italia, la Final Four. Non era semplice, ci siamo allenati pochissimo e a ranghi un po' ridotti, però secondo me oggi le ragazze hanno interpretato benissimo la partita, siamo molto felici, ci tenevamo tantissimo a passare il turno, quindi ben venga questa vittoria qui e poi adesso torniamo a casa e penseremo al campionato italiano. Queste le dichiarazioni di Daniele Santarelli, tecnico dell'Imoco Volley Conegliano. Imoco quindi ai quarti già, dovrà attendere invece il 18 febbraio sia l'Igor Gorgonzola Novara e Scandicci per vedere se e come passeranno appunto ai quarti, se da prima o seconda del girone. Nel campionato di A1 domani si apre la 20ª giornata con l'anticipo salvezza, siamo sempre nel femminile, tra Filottrano Perugia, mentre domenica la capolista Conegliano affronterà Caserta, l'ultima della classe. Nel maschile, di cui vedete un'immagine, il posticipo della 19ª giornata vede la vittoria per 3-1 di Monza su Piacenza. Domani l'anticipo tra Verona in casa contro Vibo Valencia e domenica tocca al Padova affrontare il Trento.
Stasera alle 20:30 il Valpusteria avrà a disposizione un match point per il suo primo scudetto, l'86esimo della storia. La squadra di Brunico ha battuto martedì scorso in gara 1 l'Asiago e stasera l'Asiago, proprio nel suo stadio all'Odegar, può riaprire i giochi o incoronare Valpusteria con il suo primo scudetto. La TVB, perché siamo al basket, la TVB torna al Tagliercio, torna a Mestre, Venezia, per affrontare l'Umana Reyer Venezia. Sconfitta al Palaverde, lo ricorderete, all'andata. Il giocatore Tessitori, intanto, è tra i 16 scelti dal commissario tecnico della nazionale Sacchetti per le 2 partite di qualificazione ad Eurobasket 2021, che l'Italia giocherà contro la Russia il 20 febbraio a Napoli ed Estonia il 23 febbraio a Tallinn. La società ha confermato inoltre, sempre la TVB, ha confermato, vi dicevo, 2 appuntamenti nel periodo di sosta del campionato previsto in concomitanza con la Final 8 di Coppa Italia dal 14 al 16 febbraio. 2 le amichevoli per la TVB con Trieste e con Mantova. Sabato 22 al Palacicogna di Ponzano con Trieste, il 26 invece a Bassano contro Mantova. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza il prossimo turno sarà interno contro il Portoviro e sarà naturalmente anche il nuovo corso di Lorizio, il nuovo tecnico che ha sostituito Barbon a Motta. Sempre per il volley siamo andati, lo stiamo facendo da questa settimana, siamo andati a Macerata ad incontrare una splendida realtà pallavolistica trevigiana in questa settimana che ha fatto partire un progetto interessante dedicato soprattutto ai giovani. E allora, per farvi capire di quanto interessante sia questo settore giovanile che abbiamo scoperto e che abbiamo trovato, ce ne parla e ne parliamo anche con Adelaide Scarabello, che è l'assessore allo sport di Breda di Piave. Qui ci sono delle ragazzine che stanno giocando, è un bel colpo d'occhio. Sì, in effetti la Bremas è anche una bella realtà nel nostro territorio. Io sono qui assessore da 2 anni e mezzo e ho visto un'evoluzione di questa associazione che va nella direzione dell'espansione, quindi piedi sul territorio ma anche una apertura a delle realtà. D'altra parte il calo demografico impone di ampliare i confini perché altrimenti non si riesce a fare le squadre, ecco. E ho visto la Bremas crescere capitalizzando esperienza, e questo è un punto, ma anche crescere nella forma dell'inclusività. Abbiamo consegnato a dicembre degli attestati per merito sportivo all'associazione che vanno proprio nel riconoscere che stanno andando nella direzione giusta. Assessore, non è poi semplice, lo sottolineava, non è poi mai semplice far andare d'accordo delle società insieme, quindi sono stati bravi anche per quello. Direi di sì. Quando si hanno degli obiettivi comuni, questo va a sfrondare di solito sempre delle difficoltà che possono arrivare sul cammino. Qui ci sono degli obiettivi che sono anche ambiziosi, ma se non si ha l'ambizione non si va da nessuna parte. Diciamo che l'amministrazione su tutto quello che è sport, quindi formazione, impegno, crescita, investimento sulla formazione, l'amministrazione c'ha. Da assessore allo sport è tifosa? Sociale anche. E al sociale, ma è tifosa? Sì, allora diciamo che questa parte di sport la conoscevo poco perché io ho due figli maschi che hanno giocato a calcio, quindi io seguivo questa parte col cuore, però dopo diventando assessore allo sport ho affinato, ho cercato di capire, incontro la dirigenza e cerco di avere delle informazioni, però quando mi invitano sto molto volentieri sugli spalti, e faccio il tifo.
Bene, e con questa intervista all'assessore Adelaide Scarabello, dell'assessore allo sport e al sociale di Breda di Piave, si chiude la nostra settimana passata in compagnia del Bremas, questa realtà che l'Union Bremas, che è una realtà interessante che abbiamo scoperto. Se qualche altra realtà vuole farsi scoprire, vuole farsi conoscere, vuole farsi vedere, beh, contattateci www.venetoglobe.com, siamo a vostra disposizione. Andiamo a parlare di pallavolo ancora femminile, Team Spes Conegliano che in Serie C ritorna in campionato dopo la pausa della Coppa per affrontare in campionato appunto alla Zoppa Sarena il San Domenico Savio. Per il rugby i Leoni del Benetton si stanno concentrando esclusivamente alla ripresa della Pro 14 dopo i rinnovi di Hayward, Ione Monti, Sebastian Negri, Marco Lazzaroni, Faiva e Baravalle. Beh, c'è anche il primo arrivo in casa biancoverde, il primo nuovo leone ad essere annunciato è stato Callum Braley, che molti conoscono perché è un nazionale italiano visto che aveva i nonni appunto siciliani, mediano di mischia, nazionale, quest'anno al Gloucester, nel 2015 ha vinto la Challenge Cup, ma vediamo la clip realizzata dai colleghi di Ben TV. Direi senza dubbio che è un buono e ottimo acquisto quello centrato da Pavanello e dai Leoni biancoverdi. In bocca al lupo naturalmente per i prossimi arrivi. Alla Ghirada in questi giorni breve pit stop anche della nazionale azzurra femminile che si è allenata sui campi dell'impianto trevigiano. Anche lei, la Barattin, unica trevigiana del gruppo, a guidare la nazionale che ha sconfitto la settimana scorsa proprio il Galles. La squadra è già partita alla volta della Francia dove a Limoges giocherà domani con le Transalpine. Andiamo in Serie B di calcio, il clou è Perugia Spezia, stasera invece inizio con Ascoli Juve Stabia, domani tocca a Cittadella affrontare l'Empoli, poi ci sarà il Pordenone del presidente Lovisa che affronterà il Livorno con i nuovi acquisti, il Venezia che attende in casa al Penso il Frosinone e poi domenica si conclude con Pisa-Chievo. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto, come tutto il campionato, si ferma e alla ripresa la prossima settimana andrà a Perugia per cercare un risultato utile anche e soprattutto per evitare i fastidiosi play-out. Serie C per quanto riguarda il maschile, Vicenza a 56 punti al comando, le prossime gare Arzignano Triestina, Cesena Padova, Virtus Verona Imolese, Vispesaro proprio Lanerossi Vicenza. Serie D c'è sempre in testa il Campodarsego di Andreucci con 54 punti, seguito dal Legnago, dall'Ambrosiana e dal Cartigliano. Il Montebelluna affronta in casa il Mestre di Zecchin e il Montebelluna arriva da una prestazione positiva, un punto raccolto a Chions per la nuova avventura di Lele Pasa, il nuovo mister. Eccellenza, siamo al Giorgione che in casa attende il Montecchio, che tra l'altro è un cliente da prendere con le molle e con le pinze perché è il secondo in classifica. Nel girone B dell'Eccellenza, che è quello che più da vicino seguiamo, avremo queste gare: Istrana Porto Mansuè, Liventina Calvinoale, Montello Robeganese, Martellago Porto Gruaro, San Giorgio Sedico Union QDP, San Dona di Piave Eclisse Careni Pivigina, Spinea Lia Piave e Vittorio Veneto Union Pro. In promozione l'Opitergina è sempre in testa con 49 punti e domenica affronterà in casa il Trebaseleghe, mentre il Fontanelle se la vedrà con il Conegliano ed il Godega ospiterà il Treviso Academy.
Passiamo al basket per chiudere. In Serie A2 femminile il Ponzano, dopo la sconfitta con le Lupe di San Martino di Lupari nell'anticipo del campionato e della giornata, può permettersi di guardare i risultati delle squadre della bassa classifica per vedere se ci sarà qualche risultato utile, anche in questo caso per evitare play-out e retrocessione. In Serie B maschile invece la Rucher Sanve, dopo la vittoria casalinga contro il Mestre dell'ex Volpato, va a Cremona per un'altra gara interessante e fondamentale per l'andamento del campionato, per il tentativo di avvicinare ulteriormente Bernareggio. È tutto, ci fermiamo qui, vi auguro un buon weekend, noi ci risentiamo lunedì.